voglio dirlo anche ai cittadini che mi ascoltano, non ho fatto una riga, la nostra amministrazione non ha messo una riga sulla Valenari bis. Non abbiamo fatto nada, niente, l'abbiamo trovata fatta, pacco concluso. Era già stata cantierata, data i lavori e tutto. Abbiamo cercato di spiegare cos'era, dove andava, abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo addirittura fatto una commissione aperta dove ci siamo presi anche un sacco di parole da alcuni che non erano d'accordo, compresi i centri sociali, che ogni volta che c'è da fare problemi devono cercare qualcuno contro. Ecco, sappiate che non c'entriamo niente. Il punto qual è? Che più ritardi di cantiere, più quei soldi, c'è una parte di soldi che non vengono spesi in quell'operazione, ma su opere che possono essere lasciate ai cittadini, alberi, aree che possono essere quelle che vengono tolte nella scuola, vengono messe, l'interramento dell'elettrodotto che adesso c'era sulla scuola invece non ci deve esserci più, cioè cose che i cittadini possono, giardinetti, bambini, un maggiore usufrutto dell'area, cioè probabilmente andare a vedere se le case che vengono fatte possono essere fatte nel modo più, diciamo, anche architettonicamente migliore, cioè ecco, su questo converrebbe, perché così quelle risorse che sono a parte della gara verrebbero utilizzate tutte per il territorio. La confusione, la protesta più o meno anche lì non chiara, perché questa strada è prevista nel piano regolatore da più di 10 anni, per cui non è che nasca da oggi sta cosa. Poi c'è, ecco, per cui c'è una parte sono cittadini lì che sono preoccupati e li capisco, io non l'avrei fatta se mi chiedete, però noi non abbiamo fatto nulla. Se avessimo fatto un'interruzione, avessimo decretato che non si fa più, l'abbiamo spiegato più volte, lo ridico anche adesso, avremmo pagato subito dal contratto 3,5 milioni immediatamente, più noi ci immaginiamo circa altri 5-6 milioni di cause che l'azienda ci avrebbe fatto pagare, l'impresa, e più tutte le cause di quei cittadini che hanno già consorzi, cooperative, sono soprattutto cooperative, solo per far capire, che andranno a costruire su quelle case. Per cui il comune si espone a un danno erariale gigantesco, e poi rispondono i consiglieri comunali, gli amministratori, eccetera. Cioè purtroppo questa operazione è stata, noi l'abbiamo trovata proprio chiusa e consegnata. Solo per fare un'operazione verità, ecco, tutto qua. Certo. Noi non siamo per fare quella roba lì. Però magari se la facciamo bene è diverso che farla male. Io mi candido a farla bene, meglio che posso, proprio per le persone che abitano là e che vanno a scuola.